Benvenuti alla presentazione del romanzo, primo romanzo, terzo libro però. Terzo libro infatti, di Cristiano Lucidi, Cane Nero. Sì, è un romanzo diciamo di formazione secondo me, perché comunque i personaggi, a differenza di certa letteratura, hanno proprio un mutamento sostanziale, soprattutto il protagonista, uno dei due protagonisti, Ian, inizia in un modo il romanzo in cui veramente si è stravolti quasi, si è cavalcati in una realtà non so, sempre violenta. Ormai si può dire di strada, quotidiana, sì, purtroppo. Fatta di droga, di abusi, ma anche di eccessivo divertimento anche, no? Sì. Causato da alcol, di eccessiva amicizia. Eccessiva amicizia. E invece attraverso poi un processo lento ed anche doloroso soprattutto, un distacco da una donna forzatamente, un distacco forzato, riesce poi a riemergere dalla vita, e questo Cane Nero avrà poi un'importanza fondamentale, insomma, diciamo, sarà un po' una sorta di epifania. Questo libro, diciamo, ho cominciato a scriverlo nel 2002, siamo nel 2017, ma io ho sempre scritto nella mia vita, quindi erano tante cose, tante accozzaglie, tante cose che mi capitavano, che mi raccontavano. Alla fine 5-6 anni fa, quando sono andato a convivere, che ho un po' anche più un mio spazio, ho preso tutte queste cose che avevo e mi sono reso conto che non vedevo un personaggio, ma ne vedevo addirittura due, e da lì ho cominciato a scriverlo e in maniera quasi casuale ho praticamente capito che ci poteva essere un'alternanza di flashback, quindi tutti i capitoli dispari sono ambientati nel passato e tutti i capitoli pari sono ambientati nel presente, quindi si può leggere o in maniera normale, quindi dal primo capitolo all'ultimo, e quindi questa alternanza di presente, passato, passato, presente, o addirittura, se si vuole giocare, leggere prima quindi leggere in maniera cronologica, leggere prima tutti i capitoli dispari, e quindi magari ci si perde un po' meno. Ian entrò in un meccanismo perverso e oscuro. Diventò la sua bestia, ma non ne fu sorpreso. Quella maschera allegorica, immaginaria, giustificava solo la forma, non i modi. In fondo sapeva che il suo male poteva essere solo che lui, come l'orco da estirpare che vedeva dentro di sé, e che non sopportava di più. Voleva annichilire quella sua parte marcia che non gli piaceva assolutamente. Ian era il suo demone, non poteva cambiare la sua natura. Ognuno è quello che è! Ormai quella frase lo rincorreva senza giustificazioni. Non posso farci niente! Altro pensiero illusorio, creato appositamente. Mora, che stava trasformando in convinzioni pedisseque, si nascondeva imperterrito dietro quella schizofrenia apparente. Diventò la sua rappresentazione fantastica e poteva solo viversi in quel modo. Pertanto, quello stillicidio andò avanti per oltre un anno, finché decise di confessare a Laila quello che lei già sapeva da tempo. Glielo disse con cattiveria, per farle ancora più male e per non rischiare che il messaggio non fosse chiaro. È strano come ci si accanisca su una persona dopo averla amata più di se stessi. L'amore si trasforma in odio. E l'odio è la faccia deprimente del nostro lato oscuro. È la nostra bestia. Ian non riusciva più a capire i meccanismi dei suoi pensieri. Gli scapparono decisamente di mano. Spesso piangeva da solo, senza motivo. Veniva investito da delle scariche di euforia che lasciavano di stucco che gli stava intorno. Viveva altalene di emozioni contrapposte. Laila non comprendeva più che avesse sposato. Non c'è contatto di mucosa con mucosa, eppur mi infetto di te.
così appassionati e indirizzati a me, e porgendono la tua essenza misteriosa, che fu un brillio fugace qualche notte fa, e fanno presto a farsi vivi i miei sospiri, che alle pareti vanno a dire ti vorrei qua. Questa è la canzone che scrivo per te, l'ho promessa ed eccola. Riesci a scorgerti